Buongiorno, sempre tanta cronaca nel nostro Focus TG. Buongiorno, ben ritrovati. Partiamo da notizie pubblicate dai giornali e di cui ci occuperemo con i nostri inviati. Muore, gli abusivi occupano la casa al villaggio dei Fiori. Sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effetti personali. E poi un bambino di 9 anni a Portogruaro rivela alla logopedista: papà picchia la mamma, il 43enne condannato a 10 mesi. Gli incidenti stradali, purtroppo ancora sangue sulle strade. Un 72enne in bicicletta è morto travolto da un furgone a Bressanvido. Io ero qui in cortile e ho sentito una gran botta. Presso poco dove c'è il bagno dei vigili è andato contro la bicicletta in pieno. L'ha scaraventato lì dove era per terra, la bicicletta è lì, era sulla strada e il furgone è andato in fondo a. È ancora sconvolto Ottavio Dalla Pria, testimone del tragico impatto tra un furgone condotto da un trentenne di San Bonifacio nel Veronese e una bicicletta in sella alla quale sedeva Ramazana Iazi, 72enne, residente a Vicenza. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Siamo in via Strada Alta, Poianella di Bressanvido. L'anziano stava procedendo verso nord quando è stato travolto da dietro e dal mezzo. È finito sul cofano, sul parabrezza del veicolo, per poi venire sbalzato a decine di metri di distanza. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno tentato in tutte le maniere di rianimarlo e l'elisoccorso da Verona. Hanno lavorato oltre 40 minuti per cercare di rianimarlo e non c'è stato nulla da fare e hanno fatto un lavoro grandissimo. Ecco, questo è stato un merito, ma purtroppo non sono riusciti. Il terribile sinistro è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza privata di un'abitazione e le immagini sono state poste sotto sequestro dagli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica. 3 pattuglie della Polizia Locale Nevi hanno regolato il flusso del traffico per diverse ore fino a quando non è stato rimosso il corpo del 72enne ed è stata rimessa in sicurezza la strada. Una strada che, ci dice chi ci vive, è sempre più pericolosa. Terribile, qua bisogna trovare dei provvedimenti perché è impossibile che una strada con limite di 50 all'ora corrono a una velocità. Io vorrei che fosse determinate ore vedere la velocità che passano, tutti. E anche di notte sembrano che gareggiano, sembrano, sì, una cosa di chi sorpassi, di chi rompi, che non lo so per cosa fanno queste cose. Incidenti stradali mortali ce ne sono stati qua? Per gli anni passati ce ne sono stati, partendo in fondo alla curva e fino al Capiteo. Sì. Tanti morti qua su questa strada. Ancora cronaca nera, un uomo ha picchiato violentemente la compagna e ha tentato di strangolarla con una cintura. È stato arrestato dai carabinieri di Venezia, è un 52enne di Cannareggio. Calci, pugni, schiaffi alla compagna e il tentativo di strangolarla con una cintura. Arrestato a Cannareggio un 52enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'arresto arriva dopo ripetute vessazioni e minacce e violenze fisiche e verbali dell'uomo nei confronti della donna. Il 52enne avrebbe infatti assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e minacciosi, picchiandola in più occasioni. L'episodio che ha portato l'uomo dietro le sbarre risale solo a pochi giorni fa, quando dopo una serata in centro storico i due avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. Tornati a casa, il 52enne avrebbe colpito la donna con calci sul corpo, schiaffi al volto e spinte fino a farla cadere a terra, e una volta sul pavimento la donna è stata ancora percossa con calci che le impedivano di rimettersi in piedi. L'uomo avrebbe anche stretto intorno al collo una cintura nel tentativo di soffocarla, per poi desistere e continuare a prenderla a calci. Occasioni in cui sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine che hanno provveduto a fermare l'uomo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Edi Caliman, oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Vediamo ancora violenza con continui messaggi e regali non richiesti ad una collega con disabilità che, esasperata dalle avance, ha deciso di denunciare quest'uomo. La vittima è una 40enne, il persecutore un 50enne, ora a processo per stalking.
Volevo solo corteggiarla, è questa la giustificazione di un 50enne accusato da una collega di atti persecutori. L'uomo ora è a processo per stalking. I fatti sono accaduti tra ottobre e dicembre 2021. La vittima è una 40enne con disabilità che aveva iniziato uno stage in un'azienda. L'uomo, dopo aver carpito il suo numero di telefono, l'aveva letteralmente travolta da messaggi e regali non richiesti e non voluti. Non erano bastati i rifiuti della donna per far desistere l'uomo, costringendo la 40enne, esasperata, a rivolgersi ai vertici dell'azienda che l'avrebbero invitata ad interrompere ogni contatto con il collega. L'uomo sarebbe stato successivamente spostato di ufficio. A quel punto, secondo la vittima, il collega le avrebbe inviato insulti e improperi. Così si è rivolta a Telefono Rosa. Dopo alcune settimane avrebbe formalizzato la denuncia, dando avvio al procedimento penale in cui si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Antonella Picco. L'uomo non sarebbe nuovo a questi fatti, era già stato condannato in passato per persecuzioni contro un'altra donna fragile. Una violenta aggressione a Padova ai danni di un macellaio che è stato rapinato alla chiusura del negozio all'Arcella. In diretta Valentina Visentin con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo in via Suino da Forlì nel quartiere Arcella, dove un paio di giorni fa è avvenuta la rapina ai danni del macellaio titolare del negozio che vedete inquadrato alle mie spalle. Abbiamo cercato di convincerlo a raccontare quanto è accaduto, ma ancora molto spaventato perché qualche giorno fa l'uscita dal suo negozio con l'incasso dell'intera giornata stava andando alla macchina parcheggiata in questa via che è proprio davanti al locale. Siamo in via Lippi nel quartiere Arcella. Quando è arrivato alla macchina ha trovato le ruote dell'auto tagliate. Mentre stava controllando, un uomo con una mossa rapidissima gli ha sottratto la borsa che aveva appoggiato per qualche secondo a terra per vedere quanto era accaduto all'auto. All'interno della borsa non solo il contenuto, qualche migliaia di euro dell'incasso della giornata, ma anche documenti e affetti personali del titolare del negozio, che poi ha visto il ladro scappare a folle velocità lungo quella via e salire in un'auto che è partita a tutto gas, a fari spenti. Una rapina sicuramente pianificata nel dettaglio dai ladri che hanno atteso il momento della chiusura, avevano già tagliato avevano già tagliato le ruote dell'auto del macellaio e poi avevano i complici pronti per la fuga. L'ennesimo rapina ai danni di un commerciante. Vi avevamo raccontato anche ieri nei nostri telegiornali della sera anche del maxi furto che c'è stato nella notte tra sabato e tra domenica e lunedì in un megastore cinese nel quartiere Mortise. Commercianti dunque preoccupati per questo boom di furti ai loro danni. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin e a Federico Cibotto. Vediamo titoli ancora dal Gazzettino. L'ex capitano del Venezia Modolo è stato truffato, ha perso soldi e un orologio di grande valore, cioè un Rolex. E poi cade durante lo smart working, vince la causa, per il giudice infortunio sul lavoro. A Uderzo, bambina di 8 anni cade e sbatte la testa durante la lezione di ginnastica a scuola ed è in gravi condizioni, la crisi epilettica sotto gli occhi dei compagni. Michela Dauru a Cortina d'Ampezzo, stroncata da un malore nel sonno, la 60enne trovata morta a letto dal marito Luigi, è stata disposta all'autopsia. E dopo il rogo nel condominio di Chirignago, problemi legati alle occupazioni abusive anche al villaggio dei Fiori a Spinea. Una donna è stata aggredita solo per aver rimproverato delle persone che gettavano rifiuti ingombranti a bordo della strada. In questo condominio le occupazioni abusive continuano. Noi la sera non usciamo, è quello il discorso. Se dovessimo farci le passeggiate una cosa all'altra, come potrebbe anche essere, sicuramente non mi sentirei tanto sicuro nel farlo, insomma, ecco. Non è un ambiente tanto bello purtroppo. D'altronde ci sono persone anche sfollate, così chissà, che hanno anche dei problemi. Ci sono le case, quelle del comune di Venezia e quindi così. È una situazione di degrado che va risolta.
C'è preoccupazione a Spinea all'indomani dell'aggressione a danno di una donna colpevole di aver rimproverato degli inquilini del condominio Venezia di Villaggio dei Fiori perché scaricavano rifiuti ingombranti a bordo strada. A distanza di giorni il materiale che è stato scaricato si trova ancora qui dietro questi cassonetti lungo Viale Sanremo, poco distante dalla pizzeria, ed è stato proprio questo l'origine dell'aggressione. Come vedete si tratta di materiale particolarmente ingombrante, questo probabilmente è un armadio distrutto con le cassettiere, addirittura c'è anche un divano. Dopo averli ripresi, la vittima, dipendente della pizzeria poco distante, il giorno seguente è stata raggiunta da un uomo e una donna che l'hanno prima insultata. Poi la donna le ha sputato in faccia mentre l'uomo ha iniziato a darle pugni in testa, aizzando anche il mastino che aveva portato con sé e che le si è scagliato contro, ferendola al braccio. La paura ora è tanta anche da parte del titolare del locale, che teme ritorsioni oltre che ulteriori aggressioni. Ecco perché probabilmente la vittima non ha ancora sporto denuncia, aspetto che, evidenzia l'amministrazione, sarebbe invece fondamentale. Nel momento in cui avremo la denuncia avremo anche identificato le persone e poi procederemo con l'iter amministrativo sanzionatorio nei confronti di chi ha realmente abbandonato questi rifiuti. Quindi invito la signora a fare la denuncia, questa è la cosa più importante e fondamentale. Questa zona è una zona dove ci sono persone oneste che lavorano ed è attenzionata dalle forze dell'ordine. Noi siamo in contatto stretto con i carabinieri di Spinea ogni giorno e su questa zona posso assicurare che c'è la massima attenzione, quindi la signora che si senta tranquilla di farlo. Resta però da affrontare la questione delle occupazioni abusive che preoccupano molto condomini e residenti della zona. Siamo dalla loro parte. E ricordo, sono 154 alloggi, ad oggi risultano occupati circa una decina abusivamente e sono alloggi del Comune di Venezia. E noi lo segnaliamo al Comune di Venezia e il Comune di Venezia deve occupare questi immobili, deve assegnarli regolarmente. Se ci sono persone che hanno bisogno e sono in graduatoria vanno assegnati, non è più possibile avere questi alloggi che rimangono liberi e le persone che sono anche in difficoltà vanno ad occuparli. Questo non è l'iter corretto. Allora, vediamo la sicurezza in stazione a Padova, anche qui ci sono molti problemi, lavoratori nel mirino, aggressioni quotidiane, paura nei bar dello scalo ferroviario. La CGIL di Padova parla di una zona rossa che è soltanto di facciata. È un clima di paura quello in cui vivono i dipendenti nei bar dello scalo ferroviario della stazione di Padova. Aggressioni verbali, minacce e tentativi di furto sono ormai all'ordine del giorno. La denuncia arriva dalla CGIL Padova, che segnala come oltre 70 lavoratrici e lavoratori dei punti ristoro gestiti dalla Gardère siano esposti a situazioni di rischio, soprattutto nelle ore notturne e all'alba. Secondo il sindacato, la cosiddetta zona rossa non avrebbe migliorato le condizioni di sicurezza, lasciando il personale in uno stato di costante tensione. Nonostante la proroga della zona rossa, la situazione è comunque drammatica perché ci raccontano i lavoratori e le lavoratrici che persone, soprattutto la sera e la mattina presto, entrano all'interno dei bar e delle attività commerciali cercando di purtroppo rubare anche generi di prima necessità come anche solo un pacchetto di patatine, e i lavoratori e le lavoratrici temono per la loro sicurezza perché vengono molto spesso aggrediti sia verbalmente e a volte si rischia di arrivare anche alla violenza fisica. La CGIL chiede interventi strutturali, più servizi socioassistenziali, presidi di prossimità e supporto sul territorio. Serve un sostegno da parte delle istituzioni, servono servizi di prossimità, serve un'attenzione maggiore verso queste persone. Queste persone sono molto spesso italiani, quindi non si tratta di persone straniere. Un'autocisterna nel Trevigiano si è rovesciata in un fosso perché il conducente, seguendo il navigatore, ha infilato una strada troppo stretta. Andiamo in diretta da Daniela Sizia, a te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori. Sì, infatti questa è via Mandruzzato in zona San Pelaio a Treviso, è una strada con tante curve ma soprattutto è molto stretta. La vedi, la situazione è questa: la cisterna con 280 quintali di nitrato di calcio è finita dentro il fosso e si è appoggiata ovviamente danneggiando la ringhiera di questa abitazione. L'autista si è lievemente ferito, fortunatamente niente di grave, però ora la strada è chiusa
chiusa da entrambi i lati perché come puoi vedere non si può passare e si sta aspettando una ditta specializzata che possa riversare, svuotare questa cisterna e poi insomma tentare di rialzare la cisterna dal camion. Già ieri hanno tentato i vigili del fuoco ma non ci sono riusciti perché è troppo pesante. Io sono con il signor Giuseppe perché ci diceva questa è una strada, direttore, che trafficata, stretta ma tanto trafficata tutti i giorni, e addirittura una signora che abita qua vicino ci diceva in un mese 4 auto sono finite dentro il fossato perché 2 macchine che passano nei sensi opposti fanno fatica a passare. Ecco, a senso unico, quindi basta un ciclista e non si riesce, quindi 4 auto sono finite dentro il fossato. E diceva, signor Giuseppe, questa strada qui fra l'altro cede. Sì, è una strada che ha le panchine molto cedevoli, non è un terreno consistente, per cui basta che una ruota scenda dall'asfalto e come si vede si può entrare nel fossato. Sono cedevoli e poi non hanno uno spessore adeguato. È una strada che era nata come una stradina di campagna, col tempo è stata adeguata, era a doppio senso. L'hanno messa a senso unico proprio perché 2 auto finivano in acqua. E finiscono in acqua lo stesso quando adesso finiscono lo stesso. È una strada che ha bisogno di manutenzioni, dovrebbero rifare le panchine e comunque per renderla sicura chiudere un fossato e fare una pista ciclabile in modo da tenere la careggiata solo per le auto. Poi bisognerebbe mettere dei rallentatori perché certi incoscienti la fanno a 70-80 all'ora, sta stradina, con curve e controcurve a 90 gradi, voi capite qual è. Il traffico è notevole, soprattutto al mattino, perché collega la strada di San Pelaio con la strada di Santa Bona e tutti quelli che operano o lavorano o sono impegnati nella parte del Viale della Repubblica da questa parte passano di qua. Ecco, fra l'altro prima ci diceva una signora c'era anche uno specchio qua per poter vedere la strada, ma è stato tolto, quindi insomma la strada, ve la faccio vedere, è davvero molto stretta, continuano a passare le persone sperando di poter passare. Ecco, anche uno studente che adesso deve tornare ovviamente indietro, si attende la ditta, direttore, per poter svuotare questa città, altrimenti sarà impossibile riposizionarlo nella strada. Direttore, questa è la situazione qui in via Mandruzzato, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie molto Daniela. Daniele Sizia con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, quindi queste sono informazioni di servizio, da lì non si può passare, quindi evitate di passare. Andiamo adesso a Venezia per un grave episodio avvenuto nella cosiddetta movida violenta. Sono stati arrestati 2 giovani per tentato omicidio. Edi Caliman in diretta. Tedi. Direttore, buongiorno, esattamente questa è l'accusa: tentato omicidio ai danni di un 22enne che la sera del 14 febbraio stava festeggiando dietro questa calle dove ci troviamo in Campo Bella Vienna e festeggiando è scoppiata questa furiosa lite che ha portato anche al suo ferimento da parte di 2 cittadini di nazionalità inglese di 19 e 21 anni che l'hanno accoltellato alla gola. Sono stati trovati grazie all'aiuto anche interforze con la polizia londinese a soggiornare in un appartamento intestato a una parente di loro 2 proprio qui nel centro storico di Venezia. Si trovano ora in carcere a disposizione ovviamente dell'autorità giudiziaria, sono stati quindi fermati, ma oltre a questo ci troviamo anche per commentare questa vicenda con Iginio Mascari, che è il portavoce sostanzialmente dei commercianti di Venezia nella zona di Rialto, che è una roccaforte anche la sua attività e la sua presenza nella zona e che ha visto tanto cambiare Venezia in questi anni. Come commenta questa ennesima, mi diceva prima a microfoni spenti, vicenda?
Buongiorno, con una enorme delusione nei confronti di chi? Delle nostre istituzioni ovviamente, le quali sono state allertate nel corso degli anni più e più volte, sono stati articoli di giornale, sono state richieste di aiuto di questa zona, non solo di Santa Margherita e di altre. La risposta è che non ci sono soldini per mettere un controllo. Su questa risposta qua, che avevamo già negli anni 90 per il campo Santa Margherita, che cominciava a essere una fonte di disordine e di disagio, la risposta del comandante D'Agostini dei Vigili di Venezia. Stessa risposta ce la danno dopo 30 anni e io dico ci sentiamo un po' presi in giro, perché le tasse non servono solo per una sanità che scarseggia, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Episodi come questo comunque non dico siano all'ordine del giorno, ma diciamo che ogni 10 giorni accadono. È una violenza costante e continua portata dall'abuso di alcol e di droghe, abbassano i freni inibitori e questi giovani, soprattutto i nordafricani, che hanno l'abitudine del coltello, e invece di fare la scazzottata tirano fuori il coltello cercando di ferire e a volte di uccidere qualche nostro ragazzo. Questo c'è delusione, c'è anche preoccupazione per come si sta autogestendo la città. Beh certo, perché la preoccupazione è legata a una sensazione netta di anarchia totale. Allora che non ci dicano che gli americani sbagliano a armarsi, perché a questo punto se vengono a casa mia con questi intenti, se ci sono queste scene di violenza, io personalmente non guardo in faccia a nessuno. Dopodiché, insomma, se sei abbandonato dalle istituzioni, la persona cerca di difendersi. La mia famiglia io la difendo a prescindere dalle istituzioni. Comunque. Ginio, grazie. Questa è la sensazione e il sentimento, direttore, che si prova soprattutto in queste vie, ma non solo, anche in altri punti della città da parte dei commercianti. Se non hai domande, grazie a Iginio, ti restituisco la linea. Grazie Edi Kaliman con Nicoletta. Sandro Ponchio per la parte tecnica. Andiamo avanti con la storia della bambina che è caduta dopo aver avuto una crisi epilettica, è caduta battendo violentemente la testa a terra. È una bambina di 8 anni ed è in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso. Il dramma è avvenuto all'ora di ginnastica nella palestra di scuola ad Oderzo sotto gli occhi dei compagni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, è giunta sul posto l'ambulanza del 118. Il mezzo di soccorso ha portato subito la bambina al Cafoncello, è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. La bambina è stata sedata e intubata, rimarrà sotto osservazione per le prossime 24-48 ore, il tempo necessario perché i medici possano valutare eventuali problemi neurologici. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19 di ieri per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un edificio residenziale di 8 piani a Verona, in Viale della Repubblica. Il fumo ha rapidamente invaso i vani scala, rendendo necessaria l'evacuazione dell'intero stabile. Dal comando di Verona sono intervenute diverse squadre per un totale di 18 operatori. 2 persone presenti nell'abitazione sono state salvate dai vigili del fuoco, che poi hanno messo in sicurezza tutti i residenti con l'ausilio delle autoscale. Il SUAM 118 ha effettuato controlli precauzionali per escludere intossicazioni da fumo. Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e la sicurezza dell'area. La pagina dei furti che non manca mai. Sabato sera a Rossano, mentre si stava concludendo la sfilata del Carnevale, segnalati alcuni tentativi di furti nelle abitazioni. Via Rocchi, incrocio via Novellette a Rossano Veneto, è stata a teatro sabato sera intorno all'ora di cena tra le 19 e le 20 di almeno un tentativo di effrazione in abitazione. Da quello che risulta dal gruppo WhatsApp SOS Rossano, una famiglia è stata colpita con un tentativo di effrazione della porta e di un balcone della finestra. Gli abitanti erano all'interno, se ne sono accorti e hanno in questo modo fatto scappare i
di ladri. Il giorno era quello della festa di carnevale, della sfilata dei carri di Rossano Veneto. La polizia locale era impegnata in quelle ore nella chiusura appunto delle strade e dei controlli per quella manifestazione. Un altro tentativo dunque di effrazione in questa zona peraltro molto abitata, che poi si sarebbe ripetuto anche poco distante. Tutto è partito dalle segnalazioni raccolte da un gruppo WhatsApp autogestito da alcuni cittadini e con quasi 900 iscritti. Stando alla testimonianza di una famiglia residente proprio in via Novellette, altri colpi nei minuti successivi si sarebbero verificati nella vicina via Bessica, poche decine di metri più a nord. Anche questa è una zona residenziale densamente abitata, ma anche con potenziali vie di fuga verso est o verso ovest. Non è da escludere che ad agire siano stati gli stessi malviventi. Alla polizia locale di Rossano Veneto non sono giunte denunce o segnalazioni. Gli agenti peraltro erano impegnati proprio sabato sera nella fase terminale delle attività legate allo svolgimento della sfilata dei carri allegorici. Qualche elemento in più potrà venire dalle ricerche sulla fitta rete di telecamere pubbliche di videosorveglianza e di sicurezza che Rossano possiede in numero molto massiccio, più di 80 su tutto il territorio, ovvero una ogni 100 abitanti. Per fare un paragone, Bassano, che ha il quintuplo di residenti, di occhi elettronici ne ha solo 120, uno ogni 350 abitanti. Servizio di Mirko Cavallin, adesso sentiamo Vanessa Banzatto sul furto di grondaie al cimitero di Angarano, l'indignazione del sindaco di Bassano Nicola Finco. Ladri all'opera, ma questa volta hanno preso di mira il cimitero di Angarano, sradicando e rubando le grondaie in rame da alcune tombe di famiglia. Nella notte hanno utilizzato le scale metalliche che sono a disposizione nel Camposanto per raggiungere i loculi ai piani più alti e, indisturbati, hanno arraffato tutto quello che hanno potuto. Ad accorgersi del colpo all'apertura un tecnico della SIS intervenuto per le ordinarie manutenzioni, che ha trovato un cancello spalancato, e non è tardata la dura presa di posizione del sindaco Nicola Finco. Un gesto ignobile, vergognoso, perché già colpiscono moltissime delle nostre abitazioni, ma ora sono arrivati anche in un luogo delicato come un cimitero. E abbiamo sporto denuncia questa mattina. Ovviamente non abbiamo i sistemi di videosorveglianza all'interno dei cimiteri, però è un qualcosa che veramente dà fastidio. E a queste persone veramente auguro ogni male possibile, perché andare a toccare veramente anche il cimitero, che è un luogo sacro di rispetto dove si ricordano i nostri caduti, vuol dire proprio essere degli animali senza un minimo di dignità. La mente corre direttamente anche a quanto accaduto in Viale dei Martiri con le croci di Velte, insomma sono attacchi che fanno male. Sì, fanno male, perché veramente ci fanno anche pensare a dove stiamo andando, perché se ce la prendiamo con le croci del Viale dei Martiri piuttosto che con i luoghi sacri come i cimiteri, veramente siamo di fronte ad una società che senza rispetto non ha più un minimo di pudore nemmeno per le persone che non ci sono più e che vengono ricordate in luoghi sacri. Quindi veramente ci dobbiamo molto interrogare su quello che sta accadendo nella nostra comunità. Così il sindaco di Bassano e Grappa Nicola Finco. Vediamo adesso una spaccata in un negozio cinese di Mortise, danni ingenti e bottino da 40.000 euro. Sentiamo il racconto del titolare. Eccoli in azione i ladri che nella notte di domenica sono entrati nel negozio Itacasa di via dell'Ippodromo in zona Mortise a Padova. Un colpo rapido ma fruttuoso. Il negozio è stato svaligiato di preziosi cofanetti Pokémon e scatole di Lego. Così a occhio più o meno, hanno rubato anche la centralina antincendio, che solo quello vale 5-6.000 euro. Totale, secondo me, sui 30.000 euro minimo. I ladri, entrati da una finestra, da una porta d'emergenza, hanno anche sradicato la centralina delle telecamere, pensando di cancellare le immagini del loro passaggio. Luca Cen, titolare del negozio, però, è riuscito a estrapolare dei frame dal cloud. Hanno portato via la memoria della telecamera. La memoria della telecamera, cioè una micro SD, però adesso con questa tecnologia è tutto salvato sui cloud, quindi sono riuscito a recuperare qualche immagine dalla telecamera. Un colpo su commissione, ci dice il proprietario del bazar, aperto da meno di un anno. Probabilmente i perredoni tenevano d'occhio l'attività. Sono venuti tantissime volte prima di controllare dov'è la roba, qual è la roba più costosa, più venduta, eccetera. Anche
le monete dei soldi. Nascondiamo su un posto, cioè nessuno lo sa. Sono riusciti a portare via anche cambio monete, sui 2.000 euro in contanti. Le sirene antincendio continuano a suonare, non si riesce a disattivarle vista la violenza con cui i ladri hanno sradicato la centralina. È la prima volta che il negozio di Mortise subisce un furto di questa dimensione, ci dice Chen. Comunque è la prima volta, non sarà l'ultima. Ora il commerciante pensa di assumere anche delle guardie private. Penso che mi collego alla telecamera, allarme, con il numero dei carabinieri, così quando suona arrivano subito. Così chiamo anche vigilanza, faccio tutto. Speriamo che non ritornano più. Servizio di Francesco Rattai, vediamo un blitz della Guardia di Finanza in un garage privato a Tarso, scoperta un'officina completamente abusiva senza partita IVA né autorizzazioni, sequestrate le attrezzature e nei guai il titolare. Nicola Marcato. Un garage trasformato in un'officina meccanica clandestina è quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza durante un controllo nel comune di Tarso. All'interno dell'autorimessa di un'abitazione privata era stata allestita una vera e propria autofficina completa di strumenti professionali per la manutenzione e la riparazione di veicoli. L'attività però risultava completamente sconosciuta al fisco. L'impresa non risultava né essere iscritta al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, né aver effettuato la segnalazione di inizio attività al competente ente locale. Inoltre, ulteriori approfondimenti hanno evidenziato che l'officina operava anche senza partita IVA. Al momento dell'intervento degli uomini delle Fiamme Gialle, il titolare quarantenne stava lavorando in un'auto lasciata da un cliente pochi minuti prima. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature utilizzate per l'attività di autoriparazione e alla contestazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. È stata richiesta e ottenuta all'Agenzia delle Entrate un'apertura di una posizione IVA d'ufficio, che è il presupposto essenziale per poter ricostruire il volume d'affari e ricondurre a tassazione tutti i ricavi che il titolare guadagnava da questa attività. Grazie alla documentazione contabile rinvenuta durante il controllo sarà possibile determinare i redditi non dichiarati e procedere al recupero delle imposte dovute. Ora la posizione del titolare è al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà ricostruire il volume d'affari realizzato nel tempo. Servizio di Nicola Marcato. Valentina Visentina adesso sul nucleo tutela animali della Polizia Locale di Padova, che ha scoperto e sequestrato 33 gatti maltrattati e rinchiusi in un appartamento. I felini sono adesso in custodia ad un'associazione di tutela degli animali. Insomma, questi sono casi spesso legati alle vicende delle cosiddette gattare o gattari, che dir si voglia. Vediamo. Il blitz in un appartamento fatiscente, sporco e abbandonato. Il nucleo tutela animali della Polizia Locale di Padova è intervenuto nei giorni scorsi in un'abitazione del quartiere Montà, dove erano rinchiusi 33 gatti di razza Maine Coon. Gli animali vivevano in condizioni igienico-sanitarie pessime, tra escrementi e urine che ricoprivano pavimenti e mobili. Anche le pareti interne erano cosparse di urina e feci, rendendo l'aria irrespirabile. I felini erano in uno stato di denutrizione, disidratazione, con parassiti e patologie non curate. Il nucleo veterinario dell'Esercito, che ha partecipato al blitz, ha richiesto analisi di rito e un intervento medico. I gatti sono stati sequestrati e affidati ad un'associazione di volontariato. L'indagine è iniziata dopo gli esposti delle abitazioni vicine, che a causa dell'odore che fuoriusciva dall'abitazione non riuscivano nemmeno a tenere le finestre aperte. A San Biagio di Callalta, sversamento di gasolio nel canale Vaglio dopo un banale incidente. Andiamo. Hanno operato per diverse ore a ridosso della Postumia lungo il canale Vaglio i vigili del fuoco di Treviso, accorsi per una perdita di gasolio da una cisterna all'ingresso di San Biagio di Callalta. La concatenazione di eventi che ha portato allo sversamento nella tarda mattinata è stata del tutto fortuita. Un mezzo impesante che stava transitando lungo appunto questa laterale della via Postumia ha accostato per far transitare un altro veicolo e, accostandosi, purtroppo ha urtato un manufatto, provocando la rottura
della cisterna che ha riversato del gasolio nel giardino di un'abitazione privata. È stata una bruttissima coincidenza, una fatalità che non doveva assolutamente succedere. Sul posto, accanto al sindaco, gli agenti della polizia locale e poi i tecnici dell'ARPAV per capire l'entità dei danni e dell'inquinamento. Di certo lo sversamento è stato cospicuo, forte l'odore di gasolio. Ci sono questi pannelli assorbenti che sono stati appunto posizionati proprio perché il drenaggio del giardino in qualche modo ha riversato su questo piccolo corso d'acqua, ecco. Però per evitare appunto che il danno potesse diffondersi, subito sono stati posizionati in modo tale appunto da limitare in una zona molto circoscritta. L'evoluzione della macchia è stata sorvegliata per tutto il giorno. ARPAV, vigili del fuoco comune sono in stretto contatto. Nel caso poi faremo le dovute ordinanze, però in questo momento non sembrano esserci. Ovviamente tutto viene costantemente monitorato. La sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, e adesso sentiamo da Luisa Bertini il punto sul bacino di laminazione sul torrente Onte a Sovizzo nel Vicentino, al via i lavori che dureranno un paio di anni. Al via i lavori per il bacino di laminazione sul torrente Onte a Sovizzo, opera di compensazione idraulica per la linea ferroviaria alta velocità, alta capacità Verona-Padova. Opera strategica progettata per contenere le piene del fiume Retrone e ridurre il rischio alluvionale nell'area vicentina che riguarda diversi comuni: Vicenza, Creazzo, Altavilla e Sovizzo. È un'opera che nasce nel 2003 su volontà della Regione Veneto, che viene inserita nel progetto dell'alta velocità come opera compensativa proprio su richiesta della Regione e dei comuni che appunto sono interessati dal percorso del Retrone. Adesso finalmente questi lavori inizieranno. Auspichiamo che questi lavori vengano fatti il più velocemente possibile perché abbiamo l'assoluta necessità di mettere in sicurezza l'area di Vicenza dalle alluvioni del Retrone. Il Retrone, che è un fiume abbastanza corto, che quando è in piena rischia di esondare, quindi di sommergere anche buona parte di Altavilla, in questo modo c'è un rilascio graduale. Nel Retrone fa paura perché, come dice la stessa parola, retra, va indietro, quindi l'ho sperimentato 2 anni fa quando ci sono state delle forti bombe d'acqua che si sono allagate proprio delle zone del paese. Via Vigo verrà chiusa per diverso tempo, quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni per avere meno disagi possibili insieme a IRICAV e RFI. Opera che sarà realizzata in un paio d'anni, per cui il sindaco di Vicenza rilancia. Voglio però sottolineare che non basta, nel senso che sappiamo che questa è una cassa, è un invaso per 550.000 metri cubi, quindi un aiuto importante sull'Onte, che è un affluente del Retrone, ma serve sia il bacino sulla Dioma e serve anche un'opera che più volte il presidente Zaia aveva ipotizzato da presidente della regione, quindi una sorta di canale scolmatore, insomma, che eviti che la piana del Retrone arrivi in città. Il progetto sulla Dioma va realizzato, finalizzato, è già nella programmazione regionale. Questo canale scolmatore invece è rimasto semplicemente a parole, serve che invece si arrivi a un progetto e poi a un finanziamento. E quindi continua la messa in sicurezza del territorio contro le alluvioni, i dissesti idrogeologici. E vediamo l'inaugurazione ieri del nuovo centro direzionale dei trasporti pubblici della Marca Trevigiana. Ringrazio ancora una volta il Presidente, ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato. Se avesse avuto la stessa impresa anche in stazione dei treni, probabilmente sarebbe già finita da qualche anno, ma non è un appalto del Comune, però probabilmente finiremo prima l'autostazione delle Corriere, prima della stazione ferroviaria. Nuova frecciatina del sindaco di Treviso al cantiere infinito di Piazzale Duca d'Aosta nel giorno dell'inaugurazione del nuovo centro direzionale della MOM di Via Castellana. È una battuta ironica non fatta a caso, ma legata proprio al nuovo obiettivo dell'azienda di trasporto del suo storico presidente Giacomo Colladonna. Noi siamo pronti anche tra 6 mesi a battere il cuore. Ovviamente non dobbiamo creare dei problemi su un'area già fortemente interessata da cantieri, quindi stiamo molto attenti a
a non creare situazioni di disagio per la gente. Un centro direzionale che dopo l'officina e i parcheggi con distributori e zone per la ricarica elettrica completa l'area di via Castellana, costata complessivamente oltre 19 milioni di euro. 74.000 metri quadrati, 260 dipendenti, mezzi che vengono rinnovati nel giro di 2 anni, più di 200 mezzi, insomma continui investimenti. E che mette MOM tra le migliori aziende di trasporto pubblico del Veneto, anche per la determinazione del presidente Colladon, come ha sottolineato il neo assessore regionale alla mobilità. Con il presidente Colladon si è subito instaurato un rapporto di reciproca stima e collaborazione, anche perché ricordo che appena diventato assessore al primo tavolo mi hanno detto: mi raccomando col presidente Colladon andare d'accordo. Assessore che ha ribadito la volontà della regione di arrivare ad un biglietto unico per tutto il trasporto pubblico del Veneto, dove si potrà spostare in Veneto con qualunque tipo di mezzo, su gomma, rotaia, sulla navigazione con un biglietto unico. Questo permetterà di agevolare tantissimo non solo per i pendolari, gli studenti e le famiglie, ma anche per una regione che a livello turistico è la prima, è stata riconfermata prima anche nel 2025. Una modalità che è già offerta agli utenti di MOM. 15 giorni hanno la possibilità di avere il biglietto unico, cioè si può pagare con la carta di credito in tutti i nostri mezzi. Se anche le altre aziende fossero in questa situazione avremmo già creato il biglietto unico, o no? Tornando alla nuova sede, ora c'è da chiedersi che futuro per l'area di via Polveriera, lasciata da MOM e di proprietà del comune di Treviso. Abbiamo già sul tavolo delle richieste, sia pubbliche che private. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di mantenere un'anima pubblica a quella che è peraltro una gran bella sede, e quindi nelle prossime settimane potremo così annunciare qualcosa, quello che sarà il futuro di quella sede. Così il presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso. Caos all'anagrafe di Vicenza per il rinnovo delle carte di identità cartacee. Il servizio sarebbe bloccato a causa del numero di personale insufficiente a gestire le pratiche. È insorto il sindacato CUB che proclama lo stato di agitazione. Daniele Garbin. Il 9 febbraio l'assessore Nicolai ha lanciato la campagna di rottamazione delle carte di identità cartacee. Il risultato però è stato un disastro, in quanto gli uffici non erano pronti e il sistema di prenotazione è andato immediatamente in blocco. Ancora oggi i cittadini di Vicenza non riescono a fissare un appuntamento. Stiamo parlando di un evento che era già noto nel mese di ottobre. 13.000 documenti sono quelli da rottamare nei prossimi 6 mesi. Un evento tutt'altro che imprevisto, dunque, che secondo il sindacato starebbe danneggiando un servizio essenziale per i vicentini nella fase di rottamazione della carta di identità cartacea disposta dal Ministero entro il 3 agosto prossimo, recependo decisioni comunitarie europee. Nel fare fronte all'espletamento della mole di pratiche annunciate, il Comune starebbe formando personale di pubblica utilità da impiegare allo sportello, una decisione che fa insorgere il sindacato. Per tale motivo la CUB ha proclamato lo stato di agitazione, abbiamo trasmesso gli atti al prefetto di Vicenza denunciando la totale assenza di programmazione seria di un evento facile da programmare e il disagio che ricade sui lavoratori e sui cittadini. Una situazione emergenziale stigmatizzata anche dalle forze politiche di opposizione in Consiglio Comunale. Si è sottovalutato il problema e adesso si cerca di tamponare. Non vogliamo entrare in questioni sindacali che non ci riguardano, ma stiamo ai fatti. Il punto è che per cercare di riuscire a risolvere una situazione molto grave si è cercato di reperire personale dagli altri uffici, ma questo personale non è formato e quindi siamo di fronte al paradosso. Si dovrà distogliere forza lavoro dall'anagrafe per formare persone che devono a loro volta aiutare l'anagrafe. Un gatto che si morde la coda, ma ormai questa sembra non essere più una novità, ma una questione ricorrente in questa situazione amministrativa. E nessuna emergenza al riguardo, la situazione è sotto controllo, dice su questo blocco delle pratiche delle carte di identità elettroniche l'assessore competente Leonardo Nicolai. Sicuramente un momento di difficoltà, ma lo stiamo affrontando con serietà, ma soprattutto con serenità. Lo slogan voleva proprio comunicare questo, Ocio
che scade, non abbiamo scritto impanicatevi tutti, giustamente, e questo devo dire che mi è spiaciuto molto le uscite di questi giorni, soprattutto anche di alcune sigle sindacali che sono state un unicum, penso nella storia, disconosciute agli stessi lavoratori, che hanno scritto una lettera dove si dissociavano completamente dall'azione sindacale. Il funzionario incaricato, a nome anche dei colleghi dell'anagrafe che lo hanno delegato, si sono infatti dissociati con una lettera dall'iniziativa del sindacato CUB, pur confermando un'oggettiva situazione di emergenza. Un evento eccezionale che viene fronteggiato grazie anche alla disponibilità offerta da molti dipendenti. Hanno risposto in più di 30 persone, anche qui un record, perché di solito 8 o 9 quando c'ho gli interpelli, in 30 sono messi a disposizione e 15 stanno già venendo formati adesso. Ci consentiranno di aprire nuove agende, nuovi sportelli, nuove code e quindi sostanzialmente arrivare quasi a un raddoppio della produzione mensile di carte d'identità. Una situazione quindi di forte stress temporaneo per gli uffici interessati. Secondo il Comune però tutto è pienamente gestibile e sotto controllo. L'assessore è competente e quindi rilancia. Io voglio rispondere una cosa a chi dice che non c'era programmazione, che non c'era stato un pensiero. Dico solo questo, noi abbiamo presentato un piano a fine gennaio, c'è una circolare prefettizia del 13 febbraio, quindi 2 settimane dopo che abbiamo lanciato il nostro piano, dove dice di fare quello che stavamo facendo noi. Ecco, quindi in realtà più che ritardo parlerei di esempio. Ecco, il Comune di Vicenza è stato esempio per gli altri comuni. Il ritardo ci sarebbe stato se ci fossimo svegliati a giugno e luglio. Vediamo la situazione dell'influenza aviaria, scattano misure straordinarie con vaccini e controlli rafforzati. L'influenza aviaria torna osservata speciale in Veneto, tra le regioni più esposte al rischio di diffusione del virus. A lanciare l'allarme è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che indica l'aviaria tra i virus monitorati per il potenziale pandemico. Di fronte all'aumento dei focolai, la regione del Veneto, dove solo il mese scorso ne contava una decina, ha disposto misure straordinarie: censimento del pollame, vaccini, lo stop a fiere e mercati avicoli e controlli rafforzati prima della macellazione. Sappiamo essere un virus in grado di mutare e di sorprenderci. Sappiamo che è uno dei candidati anche per la prossima pandemia, da qui il motivo per cui è un sorvegliato speciale. Al momento non rileviamo mutazioni che ci preoccupano particolarmente, però insieme, grazie soprattutto anche all'opera dei servizi veterinari sul territorio, continuiamo un attento monitoraggio e sorveglianza non solamente negli allevamenti domestici, ma anche sui volatili selvatici, ma anche sui mammiferi. I provvedimenti seguono le indicazioni del Ministero della Salute e puntano a contenere il virus. Si tratta di restrizioni che, oltre a rappresentare una tutela sanitaria, costituiscono anche una sicurezza per le imprese. Siccome nel nostro territorio ci sono diversi allevamenti avicoli, ovviamente il danno è ingente, per cui quello che chiediamo è ovviamente l'interessamento economico da parte delle amministrazioni regionali per il ristoro dei danni e sperando nell'opportunità ovviamente che grazie al vaccino si aprirà una situazione di più tranquillità anche rispetto ai blocchi che sono dovuti per evitare la diffusione della malattia. Voglio aggiungere un'altra cosa: ovviamente questa malattia viene trasportata dagli avicoli che fanno le migrazioni, per cui con i cambiamenti climatici c'è stata una modifica anche di quello che sono le rotte migratorie degli avicoli e quindi una maggiore pressione alla nostra regione. Direttore generale della Sanità Trevigiana dal 2016 al 2026, quindi 10 anni, Francesco Benazzi a fine mese lascia l'ULSS 2 Marca Trevigiana. È stato presentato il bilancio di mandato dei 10 anni che hanno visto una profonda trasformazione della sanità locale. Secondo Benazzi la soddisfazione più grande è stata quella della nuova cittadella, ma soprattutto l'aver portato l'università a Treviso. L'unificazione delle 3 ULSS, la cittadella sanitaria, la gestione della pandemia, le case di comunità e l'università di medicina. 10 anni che hanno visto il cambiamento del volto della sanità trevigiana, raccontati da Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, nel tracciare il bilancio del suo mandato in scadenza a fine mese. 880.000 cittadini, 9.500 dipendenti, 6 ospedali e 4 distretti sociosanitari. Solo nell'ultimo anno sono stati gestiti 98.300 ricoveri, 298.000 accessi al pronto soccorso, 300 milioni di euro investiti in infrastrutture e tecnologia. Un bilancio raccolto in un volume, Avrò cura di te, ed un video emozionale sulle note di Battiato. E guarirai da tutte le malattie.
10 anni sui quali la pandemia ha avuto sicuramente un impatto fortissimo. È stato un periodo difficilissimo, 2 anni e mezzo dove veramente si è combattuto contro un nemico quasi invisibile. Poi ci è andata bene, ringraziando Dio. Poi chiaramente l'invecchiamento della popolazione, quindi ci siamo attrezzati per cercare di dare delle risposte alle persone anziane. In una provincia che vanta il primato europeo per la speranza di vita alla nascita, 84,3 anni, fondamentali gli investimenti per le nuove strutture. La cittadella chiaramente sanitaria di Treviso, l'ospedale nuovo e l'ospedale costruendo quasi in fase finale di Conegliano. Poi le case di comunità, eccetera. Credo che è il personale che ci ha dato molte soddisfazioni. Ma il motivo di orgoglio più grande per Benazzi è legato alla formazione. L'avvento della facoltà di medicina a Treviso, i 6 anni, tant'è che a fine 2026 avremo 90 studenti laureandi del corso di Treviso. Ci sono anche motivi di rammarico. Un cruccio sicuramente è il fatto di non riuscire a finire l'ospedale di Conegliano e di non riuscire a fare le nuove aule per la formazione universitaria. Per chi verrà la sfida del futuro della sanità trevigiana, secondo Benazzi, si chiama case di comunità. Qua a giugno avremo tutte le case di comunità, a parte quella di Treviso che è fuori comunque del PNRR, che funzioneranno e abbiamo anche gli ospedali di comunità, quindi portare quello che oggi si fa in ospedale, portarlo nel territorio grazie alle case di comunità. E circa il suo futuro, in questi giorni si sono susseguite indiscrezioni su un incarico dirigenziale nella sanità privata o una candidatura futura a sindaco di Treviso. Benazzi annuncia una pausa lasciando anche l'incarico allo IOV. L'unica cosa sicura del mio futuro è che adesso mi prendo un periodo di tranquillità. Ho bisogno veramente di stemperare, le fatiche sono state tante e credetemi non è stato facile gestire una portieri come l'US2 e poi si vedrà. La tecnica dell'abbraccio per truffare e derubare gli anziani, arrivano signore e signori che non conosciamo e dicono: oh, carissimo, come stai? Uno rimane così sorpreso e intanto ti sfilano il portafogli, l'orologio. Sorrido perché purtroppo a volte sembrano quasi delle vicende tragicomiche, ma in realtà sono vicende da condannare. È accaduto al cimitero di Arcade. Andiamo in diretta da Lucio Zanato. A te, Lucio. Sì, buongiorno direttore, sto aspettando che il sindaco Presti finisca il suo giro di ronda del cimitero dopo quello che è successo domenica, però sta arrivando proprio tra un attimo. E che cosa è successo di fatto? Come hai detto giustamente tu, tecnica dell'abbraccio o presunto tale, e possiamo anche sorridere questa volta perché non è andata a buon fine, nel senso che la persona che ha tentato il furto, lo scippo, chiamiamolo così con destrezza, ha preso ed è stata respinta. Adesso dovremo avere finalmente il sindaco, perché lui per sicurezza da domenica ogni giorno, visto che poi abita un po' più avanti, passa e fa il giro di ronda, verifica, perché fuori c'è una telecamera ma dentro non ce ne sono, per una questione anche di privacy personale. Sindaco, eccoci qua, siamo buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Allora noi siamo qui, direttore, proprio perché vogliamo raccontare intanto il fatto che è andato, fra virgolette, a buon fine, nel senso che non c'è stato lo scippo, ma per i nostri telespettatori come ci si deve comportare in caso che arrivi una persona come è arrivato in questo caso. Allora, intanto cosa è successo domenica? È andato a buon fine perché il cittadino ha reagito in maniera esemplare. Quando questa donna... quindi appunto, si parla di una signora? Parliamo di una donna, di una giovane donna, come mi ha descritto il cittadino, tra i 35 e i 40 anni, vestita comunque in maniera sportiva, e si avvicina e si spaccia come badante e cerca ovviamente il contatto fisico. Quando ha capito il signore, perché la badante non si propone al cimitero, quindi cosa ha fatto? Ha iniziato a allontanarsi, questa si avvicinava, ha cercato di toccarlo e lui continuava a respingerla. Quando ho visto, addirittura gli ha dato proprio uno spintone deciso, quasi che la stava per gettare per terra, e ha cominciato comunque, ha alzato la voce, ha cominciato a urlare. Quando ha visto che lui urlava e ovviamente si sottraeva, ha capito comunque che non è il caso, quindi è uscita dal cimitero e è andata via. Ecco, voi avete visto tutto questo dalla telecamera esterna, perché come dicevo prima, dentro non la mettete per una questione di privacy, se non in caso di di indagini particolari, però in questo momento avete stilato un identikit, anzi lei da carabinieri in congedo giustamente ha detto facciamo l'identikit. Sì, ho chiesto al cittadino di descrivermi la persona come era, perché lui è venuto con lo scopo, e per
perché voleva che io diffondessi la notizia e allarmassi chiaramente comunque non solo scusate, non solo Arcade ma i cittadini del comprensorio qui, perché credo comunque che non sia un fatto episodico comunque isolato, ma ho visto anche la stampa l'altro giorno che riportava un fatto qui vicino ad Asolo, quindi abbiamo cercato in qualche maniera di alzare l'asticella dell'attenzione per i nostri anziani e non solo. Allora, da carabiniere in congedo, quindi rappresentante dell'Arma, ma da sindaco della città di Arcade e quindi primo cittadino di una comunità, qual è il consiglio a tutti i cittadini, soprattutto gli anziani che vanno a visitare i propri cari molte volte in un momento, diciamo così, di solitudine, perché il cimitero non è che ci sia grande affollamento in questi giorni? Come ci si deve comportare se si avvicina una persona che noi non riconosciamo e comincia a cercare di toccarci, ad abbracciarci, insomma a cercare l'approccio? Credo che questi signori intanto facciano uno studio ovviamente del parcheggio all'esterno, perché se vedono una folla di vetture è chiaro che non vanno dentro, quindi aspettano veramente il momento, magari passando avanti con la macchina, quando c'è una persona sola, quindi vanno dentro. Chiaro che il cimitero non è piccolo, è abbastanza grande per nascondersi magari comunque agli occhi degli altri, quindi l'importante è, nel caso in cui si presenta così, come ha fatto quel signore domenica, di sottrarsi ovviamente all'abbraccio, perché non ti abbraccia un estraneo, così per niente, cominciare a richiamare con le urla l'attenzione magari di qualcuno che passa per strada, e poi se ha uno cellulare chiamare subito ovviamente comunque prontamente i carabinieri per far sì che magari riescono comunque magari a sorprendere la persona. Ecco, quindi questi sono i consigli per i nostri telespettatori. Direttore, direi che abbiamo raccontato tutto qui dall'esterno del cimitero dell'Arcade. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato e al sindaco di Arcade Domenico Presti. I truffatori sono sempre in agguato, soprattutto ai danni di anziani. A Gioz di Belluno un sedicente carabiniere ha cercato di estorcere denaro e gioielli a una coppia, ma il raggiro è stato sventato all'ultimo momento dalla loro badante. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. A te, Tiziana. Sì, si sono vissuti momenti di forte tensione ieri mattina nella frazione di Gioz a Belluno. Una coppia di anziani è finita nel mirino della cosiddetta truffa del carabiniere, un cliché pluricollaudato, quello dei malfattori. Il telefono squilla rapidamente, dall'altra parte un uomo che si qualifica appunto come appuntato dei carabinieri, parla di una targa clonata, di una rapina e soprattutto del figlio della coppia trattenuto in caserma. Per sistemare tutto, dice, servono dei soldi, meglio ancora gioielli da consegnare ad un incaricato pronto a passare di lì a poco. Uno schema purtroppo noto, che fa leva sulla paura e anche sull'urgenza. Quando il raggiro sembrava oramai sul punto di concretizzarsi, è stata la badante della coppia presente in casa a capire che qualcosa non tornava. La donna ha preso il telefono dalle mani degli anziani, ha interrotto la chiamata e ha chiamato immediatamente il 113. La volante della questura è arrivata nella frazione e poi ha avviato le ricerche del truffatore. Le indagini sono in corso e dai tabulati telefonici si potrebbe risalire al responsabile, che rischia una denuncia per tentata truffa. L'appello delle forze dell'ordine è chiaro: non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti, riagganciare immediatamente e soprattutto ricordarsi che carabinieri e polizia non telefonano nelle case dei cittadini, non telefonano personalmente ai cittadini per chiedere denaro o gioielli. Grazie Tiziana Bolognani, l'operatore Stefano Bozzi. Adesso vediamo la nuova Maria del 2026 del Carnevale di Venezia, Martina Dioppo-Bullo, che è stata ricevuta in Consiglio Comunale. Sentiamo. Sono felicissima e sono onorata di rappresentare Venezia, non vedo l'ora di vivere quest'anno pieno di emozioni ed esperienze nuove e ringrazio di essere qui.
Col sorriso che la contraddistingue, la nuova Maria del Carnevale dimostra di essersi già lasciata alle spalle i commenti e gli insulti razzisti sui social, apparsi all'indomani della sua elezione, perché non rappresenterebbe Venezia. Commenti sgradevoli che sono stati meno potenti della solarità e determinazione di Martin, ricevuta a Ca' Farsetti insieme alla madrina del concorso Maria Grazia Bortolato. Una bellissima persona, una persona capace di entusiasmarci, di raccontare anche cosa sta facendo con gli studi e i suoi programmi. È davvero un'espressione meravigliosa del Carnevale di Venezia, delle Marie del Carnevale, che ogni anno ci raccontano delle storie di splendide ragazze impegnate su molti fronti, anche nel sociale, che si mettono in gioco in questa esperienza che rappresenta una tradizione del Carnevale di Venezia. Bocca al lupo Martin. Un momento davvero importante per noi, per congratularci di questa elezione. Martin è davvero una ragazza bella, colta, intelligente, con un portamento straordinario e durante il suo percorso è stata anche molto collaborativa con le altre ragazze. Quindi uno spirito davvero accogliente e le auguriamo il meglio per tutti i suoi traguardi e i suoi successi. Martin Diop-Bullo, mestrina, 18enne, studentessa di Ca' Foscari al primo anno, ha già saputo dimostrare la sua forza e la sua maturità nel far fronte a commenti che, come dice proprio lei, su altre persone potrebbero avere effetti ben peggiori. Servizio di Ilaria Marchiori, adesso con i nostri registi Francesca Pezzo e Edoardo Paris, pubblicità. Un fugace incontro alle Olimpiadi invernali di Luca Zaia con Giorgia Meloni e tanto è bastato però a far sapere che il presidente Luca Zaia ha detto di no a chi gli chiedeva di candidarsi a sindaco di Venezia. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: il no di Zaia, si va verso la candidatura di Simone Venturini, assessore della giunta di Luigi Brugnaro, l'assessore al turismo. Zaia avrebbe detto di no a chi, in particolare Giovanni Donzelli e Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, gli chiedevano di subentrare appunto a Luigi Brugnaro alle prossime elezioni amministrative. Quindi sembra che ormai sia confermata la candidatura, non ancora ufficializzata però, di Simone Venturini. A Mestre, in occasione della nascita ufficiale del gruppo consigliare di Alleanza Verdi Sinistra, il punto con il leader del partito Nicola Frattoianni sulla campagna elettorale per le amministrative della città, dove, come sapete, il candidato del centrosinistra è il senatore Andrea Martella. Vediamo. Qui siamo in campo per vincere le elezioni, per governare Venezia, per chiudere una brutta pagina, quella di Brugnaro, e per dare alla città, ai suoi abitanti, un'altra prospettiva. A Mestre il deputato e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra traccia la linea che il partito prenderà per le amministrative di maggio a Venezia. Un partito che da verde progressista cambia ufficialmente denominazione allineandosi a quello nazionale di AVS. Cambia la forma dunque, ma non la sostanza. Una proposta credibile che cresce perché insieme è in grado di immaginare il cambiamento necessario, ma anche di garantire qualità di governo dove governa e anche qualità nel lavoro di opposizione. Abbiamo allargato la nostra presenza, siamo in tutti i quartieri, nelle municipalità, e questo ci, fa pensare che possiamo crescere ancora nelle prossime elezioni e contribuire così al cambio di governo della città. Vogliamo lavorare di più sul tema del lavoro, della sicurezza, della qualità sociale, della tutela dell'ambiente, delle bonifiche, della rigenerazione urbana. Per questo chiediamo l'aiuto di tutti coloro che condividono questa idea diversa di città che noi cerchiamo di affermare. Da Alleanza Verdi Sinistra nessuna paura che il campo largo sia troppo grande. Non abbiamo problemi a confrontarci perché abbiamo idee solide, sappiamo che cosa vogliamo e soprattutto di che cosa c'è bisogno per rispondere ai problemi delle persone. Torna nel dibattito del partito anche il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo.
Noi siamo per il no, naturalmente il no sta crescendo, vincerà e dalle parti di Palazzo Chigi c'è molto nervosismo. Ogni giorno c'è un nuovo video di Meloni che attacca la magistratura, ogni giorno l'obiettivo è quello di delegittimare chi fa il suo lavoro. I giudici, a differenza di quello che pensa e dice Meloni, non devono remare nella stessa direzione del governo, neanche contro. I giudici devono remare nella loro direzione, che è quella di chi fa applicare le leggi. E il Movimento 5 Stelle conferma il sostegno alla candidatura di Andrea Martella, sindaco di Venezia, un sostegno che si basa sulla legalità, hanno spiegato gli esponenti dei 5 Stelle, e su un programma condiviso che va dallo statuto speciale al porto offshore. Abbiamo visto in questi 10 anni la visione che ha avuto questa amministrazione. È praticamente la mucca da mungere, il brand che deve portare qui persone, devono portare qui i soldi, Skei. È una nuova amministrazione più vicina ai cittadini del Comune di Venezia, ai loro bisogni e ai loro problemi, quella che propone il Movimento 5 Stelle, sostenitore convinto della candidatura a sindaco di Andrea Martella alle prossime elezioni. È importante un cambiamento per la città, soprattutto per poter affermare 2 principi chiave che sono quelli della legalità e quelli della trasparenza. Credo che ci sia veramente bisogno di una svolta, considerate anche gli scandali che hanno segnato l'amministrazione Brugnaro negli ultimi anni. La legalità è il primo punto imprescindibile dell'accordo, un accordo che si basa su un programma condiviso e preparato da tempo, a partire da quel progetto di statuto speciale per Venezia, una se non la proposta cardine del programma. È stato già depositato al Senato ancora ad agosto, carta canta in questo caso qua. Quando Zaia ha annunciato che anche lui voleva fare il percorso dello statuto speciale, era già depositato. C'è poi la lotta al degrado e alla criminalità grande e piccola di città come Mestre e Marghera, sempre più ostaggio di una desertificazione economica e sociale che le ha anche rese emblema in Italia dello spaccio di droga. Controlli, telecamere, rimettere, fare in modo che le persone ritornino, negozi, tutto quello che possiamo fare in modo che ci sia sempre più vita e in qualche modo si ritorni ad avere qualcosa di positivo come in passato. Così non può continuare. Qui, secondo i 5 Stelle, la destra ha mostrato una doppia faccia, una propaganda continua per la sicurezza, smentita poi alla prova dei fatti anche a livello nazionale, come nel caso della procedibilità d'ufficio, cioè automatica nei confronti dei piccoli criminali. Noi l'abbiamo posto in Parlamento almeno una mezza dozzina di volte e altrettanto con emendamenti ad ogni provvedimento utile. E ciascuno di questi emendamenti è stato bocciato dalle stesse forze politiche che qui in Laguna si dichiarano invece convinti assertori della necessità di considerare il reato perseguibile d'ufficio. Allora delle due una, o stanno prendendo in giro i cittadini oppure qui in Veneto non sanno che cosa stanno facendo i loro colleghi a Roma. Servizio di Filippo Fois, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, all'inizio tante critiche, tante cassandre, tante gufate, ma il risultato ha superato le più rosee aspettative. Tiziana Bolognani. Domenica sera, vista sull'Arena di Verona dall'alto, uno scrigno di storia passata pronto ad accogliere il fil rouge che si dipana sin dai primi minuti, che lo trasforma in stadio olimpico, il più antico del mondo ad ospitare l'Olimpiade moderna. Miglior sipario su Milano Cortina 2026 non poteva essere immaginato. 15 giorni dopo la doppia accensione dei bracieri, a Milano e a Cortina, si tirano le somme dell'evento a 5 cerchi, per i colori azzurri da record. 30 medaglie, con la provincia di Belluno a svettare in cima alla classifica nel rapporto fra medaglie e numero di abitanti. Devo dire che è stata una grande soddisfazione, perché forse nessuno di noi pensava che avessimo un risalto così, anche se io devo dire la sincera verità, diverse settimane prima dicevo: mi auguro che poi, finite le Olimpiadi, non dovremo rammaricarci perché non le abbiamo vissute come dovevamo. E devo dire che l'ultima settimana a Cortina, io sono stato su solo un paio di giorni, ma mi hanno riportato che si è riempita di persone da ogni dove. Successo oltre ogni più rosea aspettativa a Cortina, presa d'assalto soprattutto dagli stranieri, tifosi degli atleti che hanno infiammato i siti delle gare, pista da bob, slittino e skeleton, stadio olimpico del ghiaccio, pista Olimpia delle Tofane.
I disagi inevitabili ci sono stati. Io ho partecipato a non so quanti tavoli per cercare di definire il tema della viabilità, dei trasporti, eccetera, eccetera. Con l'aiuto di tutta la mia struttura, dei miei consiglieri provinciali, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quindi ci sentiamo un po' anche noi protagonisti di questo viaggio, di questo percorso. Al punto che sui trasporti già si pensa ad un accordo con Dolomiti Bus per trasformare l'hub di Longarone Fiere per l'organizzazione di navette da utilizzare nei weekend per agevolare gli spostamenti degli amanti della montagna. Ma l'Olimpiade non è ancora finita. Tra pochi giorni la provincia di Belluno sarà di nuovo protagonista delle Paralimpiadi invernali. Anche questo sarà un grandissimo momento, ci sarà la cerimonia inaugurale proprio a Verona e poi ci sarà quella di chiusura il 15 di marzo a Cortina. E devo dire che sarà molto più forte, con la speranza che i nostri atleti, René De Silvestro sarà sicuramente uno dei nostri atleti di punta e fra l'altro portabandiera, quindi noi dovremo essere lì a spingerli ed aiutarli, perché poi le emozioni che abbiamo visto nei volti di chi ha vinto le gare, la delusione di chi non ce l'ha fatta, non ha vinto le medaglie, anche questa rimane un po' scolpita nelle nostre menti, nei nostri cuori. E Altavilla Vicentina ha festeggiato Davide Ghiotto, pattinatore medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali, una festa in municipio per tributare il ritorno a casa del prestigioso atleta nato qui nel 1993. Ce ne parlano Daniele Garbin con Simone Squarcina. Davide Ghiotto è tornato a casa, il pattinatore vicentino portabandiera alle ultime Olimpiadi in arena, ha ricevuto il tributo dei suoi cittadini di Altavilla Vicentina che hanno voluto accoglierlo in questo ritorno con una cerimonia breve ma soprattutto significativa in municipio, in sala consigliare. Ha ricevuto una targa dalla sindaca, ma soprattutto molti si sono voluti avvicinare proprio per abbracciarlo e ringraziarlo delle emozioni che hanno ricevuto e che ha permesso di vivere, soprattutto permettendo all'Italia di raggiungere questo obiettivo prestigioso, importantissimo. Lui si è espresso in maniera molto diretta, molto semplice, come è solito fare, è una persona riservata e la sua testimonianza proprio lascia anche il segno di quello che è una bella persona, un grande sportivo che ieri ha ricevuto il calore dei suoi concittadini. Intanto ringrazio tutti per avermi sempre sostenuto, soprattutto durante le Olimpiadi ho sempre visto dei commenti positivi sia nell'ambito social, comunque su di me sono sempre stati dei feedback abbastanza positivi, anche nonostante magari i risultati all'inizio non fossero stati così ottimali, e quindi ringrazio tutti. E poi è sempre un immenso piacere ritornare a casa e vedere sempre comunque un'accoglienza così, e quindi mi rende orgoglioso insomma del percorso che ho fatto. Menziona anche il fatto di aver stato portabandiera, è un riconoscimento anche di uno sforzo particolare nel suo caso, questo è meritato. Sì, assolutamente, avevo detto qualche giorno fa in un'intervista che noi non siamo abituati, non sono abituato a queste celebrazioni così importanti, no? E a volte sono più difficili quelle di portare a casa una competizione internazionale. E indubbiamente fa molto piacere proprio perché, come dicevo, è un riconoscimento che avviene dopo tanti anni di sacrifici e quindi è anche bello godere un po' di queste gioie. La determinazione nello sport, soprattutto in sport magari dove c'è un giudice diciamo molto ferreo che è il tempo, è assolutamente fondamentale, e quindi ritrovare se stessi, ritrovare un po' anche la propria voglia di riscatto è necessario per ritornare in carreggiata, e lo è stato così per me, ma come tantissimi altri sportivi. Penso che un esempio più grande del mio sia quello di Federica Brignone, che dopo un infortunio del genere ne ha portati 2 di ori, quindi in realtà il mio è solo un piccolo percorso, il suo è stato un grande percorso, però anche lì l'esempio è proprio quello di dire che con la volontà e con la determinazione si possono comunque raggiungere grandi obiettivi. Contro le strutture, l'investimento anche della politica in strutture per avviare lo sport? Le strutture sono fondamentali, purtroppo in Italia, soprattutto nel mio sport, sono molto carenti e di conseguenza si spera che per il futuro si possa avere la possibilità di creare nuove strutture per incentivare i giovani. Ultimo del pensiero, la gioia dei suoi cari, suo figlio? Gioia immensa, perché ovviamente sono sempre lontano da casa e quindi soprattutto condividere con loro le emozioni di una vittoria olimpica è immenso. Perfetto, grazie. Bella intervista di Daniele Garbin. Vediamo 2 titoli sulle Paralimpiadi, questa volta dal 6 marzo a Cortina.
il 70% delle gare, speranze di medaglie nello sci alpino e nel curling, quindi iniziano il 6 marzo le Paralimpiadi, e poi la soddisfazione del sindaco di Cortina che dice la città investe nel post-giochi, ruolo centrale negli sport invernali, così il sindaco di Cortina D'Ampezzo Lorenzi. E c'è stata una grande festa a Sappada per Davide Grazia e Elisa Vittozzi, di ritorno dalle Olimpiadi, e vediamo alcuni momenti di questo evento. È stata un'emozione unica, penso che sia un sogno per tutti vincere un oro in Italia nelle nostre Olimpiadi di casa, penso che se me l'avessero detto non ci avrei creduto, quindi è stato davvero una grande emozione. Davide? Vale lo stesso per me, probabilmente dal punto di vista sportivo il periodo migliore della mia vita, però sì, ce ne saranno altri. Adesso hai realizzato che comunque l'oro e l'argento sono appese lungo il tuo collo. Mi sono voluti 2 giorni per rendermi conto, perché il primo giorno, quando è successo tutto così velocemente, poi 3 interviste, sei un po' tirato di qua e di là, non hai mai un momento per sederti e capire cosa hai fatto. Però poi quando l'ho realizzato è stato molto bello. Quali saranno i vostri prossimi obiettivi? Partiamo da te, Davide. Ma io oggi non potrò festeggiare troppo a lungo perché giovedì parto già per l'ultima fase di Coppa del Mondo, quindi diciamo a breve termine quello è il mio obiettivo principale, cercare di finire una stagione nei migliori dei modi e poi da aprile in poi ci sarà un attimo anche un momento per rilassarsi un attimo e per chiarire le idee. Ti serpeggia questa paura tra i tuoi fan che ti possa ritirare? In realtà ho letto anch'io la notizia e non ho detto niente di tutto quello che c'è scritto, come sempre, quindi no, diciamo che le mie parole sono state che voglio godermi questo momento, perché spesso gli atleti vincono e poi sono focalizzati già a cosa devono fare la settimana dopo, però in questo momento ho fatto talmente un grande sforzo per arrivare a vincere quest'oro olimpico che è doveroso prendersi del tempo per se stessi, per godersela, e queste sono state le mie parole, e se qualcuno ha inteso che mi ritirerò è il perché questa stagione l'ho vissuta vivo giorno per giorno, e in base a come mi gira deciderò cosa fare del futuro, però non voglio mettermi delle scadenze, non voglio dare finte promesse o cose così, perciò non penso che mi ritirerò, però non ho ancora deciso. Servizio di Federico De Rossi, sconfortante sentire una campionessa dire: ho letto l'intervista che mi hanno fatto, non c'era niente di quello che ho detto. Complimenti ai giornalisti, ai colleghi. Allora vediamo la chiusura delle Olimpiadi, che è sempre comunque il momento dei bilanci, e bisogna fare un bilancio anche per le penne nere, perché c'erano alle Olimpiadi anche gli alpini. Olimpiade invernale Milano Cortina 2026, si è chiuso il sipario di un evento che, al di là delle 30 medaglie azzurre, ha contato numeri importanti anche nell'organico logistico organizzativo, a cominciare proprio dagli alpini, intervenuti in maniera massiccia a supporto concreto delle varie attività. Un gran lavoro, dichiara il presidente nazionale dell'Associazione Alpini Sebastiano Favero, che riempie di orgoglio, dice, l'intero corpo. Oltre
1500 dell'Associazione Nazionale Alpini impegnati in vari fronti, in varie attività, in sinergia con e anche diciamo in perfetta armonia con la Joint Task Force, cioè la forza prevista dallo Stato Maggiore Difesa a comando tra l'altro alpino, il generale Claudio Mora. Ci siamo integrati completamente, abbiamo lavorato assieme, abbiamo dato io credo una grandissima risposta in termini di contributo perché queste Olimpiadi, al di là dei grandi risultati che i nostri atleti hanno ottenuto, avessero anche un grande risultato dal punto di vista organizzativo. Come sempre pronti, disponibili, capaci e forse direi che sarebbe necessario che qualcuno se le ricordasse. Che qualcuno se ne ricordasse, una frase di certo non buttata lì a caso dal presidente Favero, che esprime una velata, ma non troppo, amarezza nella scarsa considerazione dimostrata nei loro confronti anche durante la cerimonia conclusiva, con nessuna menzione fatta alle penne nere al loro operato, fatto che in realtà ha fatto storcere il naso un po' a tutti gli alpini. Questo è un po' di amarezza, lasciatemelo dire, ce l'ho, io spero che sia stato solo un lapsus, però ricordarsi che c'erano tantissimi alpini in armi e tantissimi alpini dell'associazione presenti che hanno dato un contributo come volontari tra l'altro i nostri, voglio ricordarlo, gratuito. Ecco, io credo che forse valeva la pena di ricordarli. Comprensibile l'amarezza del presidente Favero e noi che siamo la rete degli alpini diamo quindi conto anche della consegna del cappello alpino che per il terzo anno consecutivo si svolgerà a Bassano del Grappa. In questa edizione lo riceveranno sabato prossimo 153 allievi. 153 allievi, di cui 41 donne, da 17 regioni d'Italia, pronti a ricevere sabato pomeriggio il cappello alpino dopo 11 settimane di addestramento alla scuola militare di Aosta. E Bassano si riconferma città degli alpini. Al via una fitta settimana d'appuntamenti che vedranno rivivere l'ex caserma Montegrappa e le strade del centro attraversate dalle giovani penne nere in uniforme. Una città vestita a festa, a cominciare dal Ponte Vecchio imbandierato. È il simbolo di unione, simbolo di congiunzione, di unione anche con questi giovani che metteranno il cappello alpino e che io penso in termini poi di ricordo si ricorderanno di questo momento, di questa realtà. Bassano è una città alla quale piace farsi contaminare dagli alpini, quindi sicuramente noi li accogliamo sempre a braccia aperte, ma le ringraziamo perché al di là della cerimonia della consegna del cappello alpino fanno una settimana ovviamente all'interno della nostra comunità, andando a sensibilizzare anche i giovani sui valori dell'alpinità, che sono quei valori solidi che ci hanno permesso di diventare una società sana e in una società dove abbiamo determinate problematiche legate al disagio giovanile, in Maranza, veramente alcuni atteggiamenti particolari da parte delle nuove generazioni. Avere la presenza degli alpini sicuramente fa ben sperare per quel messaggio di educazione e di valori che solo loro sanno trasmettere. Gli allievi e le allieve saranno guidati dal capitano Alessandro Marino. Oltre alla città andranno a rendere omaggio ai caduti agli ossari di Cimagrappa, di Asiago e del Pasubio e incontreranno i giovani nelle scuole. La consegna del cappello alpino che sarà sabato 28 febbraio in Piazza Libertà. Per riprendere le parole del sindaco, quello che viceversa noi preme è che gli allievi vengano invece contaminati dall'alpinità e dai valori di cui questa città è permeata, dalle tradizioni che la contraddistinguono, soprattutto dal Monte Grappa, che è uno dei principali motivi per cui siamo qui ogni anno. Ecco, questa è la cornice in cui i miei allievi, da militari e da allievi, diventano alpini. Andiamo in pubblicità ancora e poi torniamo e chiudiamo questa edizione del telegiornale. E chiudiamo con la cultura. Si è terminata domenica la mostra su Giovanni Segantini al Museo Civico di Bassano del Grappa. Il successo di pubblico dall'Italia e dall'estero è andato oltre ogni previsione, superati 100.000 visitatori con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale, e c'è stata una conferenza stampa di bilancio che hanno seguito per noi Mirko Cavallin con l'operatore Renzo Rigon.
Buongiorno da Bassano del Grappa, sala Chilesotti del Museo Civico. Si è chiusa poco fa la conferenza stampa di bilancio della mostra su Giovanni Segantini. Un grande successo, 108.211 visitatori, come conferma Sindaco questo cartello che ricorda altri tempi più tristi, diciamo. Questa invece è una bella notizia per Bassano. Ma certamente è un momento bello per la nostra comunità. Questa è la seconda mostra più visitata nella storia dei musei civici di Bassano del Grappa, una mostra straordinaria che ha visto un successo di pubblico proveniente da tutta Italia, ma anche da paesi stranieri come la Francia, la Germania e la Svizzera. Un indotto economico importante per tutto il centro storico di Bassano del Grappa, ma soprattutto il 50% dei visitatori è venuto a Bassano per la prima volta proprio in occasione dell'importante mostra di Segantini e hanno espresso la volontà di ritornare a Bassano del Grappa. Quindi anche un'importante, diciamo, operazione di marketing territoriale che sicuramente ci porterà a dei risultati importanti anche nei prossimi anni. Risposte importanti anche da famiglie e giovani. Sì, è stato veramente curioso vedere come moltissimi giovani si sono avvicinati al Museo Civico, moltissime anche famiglie che sono arrivati con i bambini, quindi l'idea di coinvolgere la comunità, di avvicinare tutte le fasce sociali, giovani e anziani, ma anche nuclei familiari al Museo Civico, diciamo, è riuscita questa operazione e ovviamente anche per il futuro punteremo su questo format. Tra poco l'assessore Pontarollo ci annuncerà le prossime mostre dei prossimi mesi, ma si guarda anche il ritorno qui del cavallo colossale di Canova. Sì, infatti non siamo riusciti a prorogare la mostra di Segantini proprio perché fra una settimana partiranno i lavori all'interno del Museo Civico proprio per adeguare i solai e le strutture proprio per poter ospitare il cavallo colossale che arriverà a fine anno e sarà un altro emblema importante per la nostra città e sicuramente rappresenterà un ulteriore volano culturale e turistico. Grazie al sindaco di Bassano Nicola Finco. Sentiamo allora le dichiarazioni anche dell'assessore alla cultura Giada Pontarollo e della direttrice dei musei civici Barbara Guidi. L'avevamo anticipato nei giorni scorsi, questa quota 100.000 che è diventata addirittura 108, insomma una grande soddisfazione per voi guardando anche al futuro. Certo, sicuramente una grande soddisfazione con lo sprint finale che era sicuramente scontato visto gli ultimi giorni, visto l'andamento delle ultime settimane di mostra. Quindi un dato che riconferma ancora la nostra città, una città dalla grande vocazione turistica e che vanta davvero un grande patrimonio culturale che si sa davvero difendere a livello, come si è visto adesso, nazionale. Prossimi appuntamenti, prossimi nomi da mostrare? Continuerà appunto l'impegno dell'amministrazione comunale nell'investire nella cultura. Abbiamo altre 2 mostre in progetto per quest'anno, ci sarà una mostra dedicata a Olivetti che sarà ospitata presso Palazzo Sturm e nel prossimo autunno una nuova grande mostra di fotografia, visti gli ultimi successi anche con Brassai all'inizio del 2025, quindi Bassano che si riconferma un vero punto di riferimento per la grande fotografia con una mostra su Salgado. Tantissimi hanno apprezzato la mostra, insomma partiamo da questa grande soddisfazione per aver centrato l'autore e l'allestimento. Sì, è stata una grande soddisfazione, frutto di uno stupendo lavoro di squadra. La sfida è stata vinta e questi 108.000 visitatori, molti dei quali hanno anche scoperto la città, scoperto le collezioni del nostro meraviglioso museo, ci hanno lasciato veramente commenti estremamente positivi e questo per noi è fonte di grandissima soddisfazione. Grandi ascolti anche ieri a Focus e stasera un parterre de roi, Grazia Azzolin, Simone Bonaldo, Denis Frison, Alessio Morosin, Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò ed Enzo Siviero. È tutto per oggi, grazie per aver seguito il nostro notiziario, grazie a Francesca Pezzo e Edoardo Paris in regia e ci vediamo stasera alle 21:20 circa. Arrivederci.